Si è svolta oggi presso il Libero Consorzio Comunale la visita agli studenti dell'Istituto Fermi di Aragona, accompagnati dai docenti Alaimo Giuseppina, San Martino Giuseppa e Maria Rita Licata, alla scoperta del patrimonio culturale della città di Agrigento. È un progetto promosso dalla dirigente del settore pubblica istruzione e affari generali Maria Antonietta Testone per fare conoscere ai ragazzi i luoghi del territorio e condividere il percorso didattico e formativo. Oltre 50 studenti hanno partecipato a un percorso alla scoperta dei luoghi del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, un'iniziativa che ha trovato ampia disponibilità del presidente Giuseppe Pendolino. Il Palazzo della Provincia, la Scala Reale, la Biblioteca Provinciale, l'Officina delle Tradizioni Popolari Siciliane sono state le tappe principali degli studenti accompagnati dai funzionari dell'ente che hanno illustrato gli spazi culturali oggetto della visita. Gli studenti hanno visitato il Palazzo della Provincia partendo proprio dalla Biblioteca Provinciale con l'Enciclopedia delle Scienze, delle Arti, dei Mestieri, una delle opere fondamentali dell'illuminismo europeo. Il percorso ha previsto altresì la visita presso la Scala Reale, la Galleria dei Presidenti, l'Aula Consiliare Luigi Giglia e infine l'Officina delle Tradizioni Popolari. All'interno dell'Aula Consiliare gli studenti hanno ascoltato gli interventi dei funzionari dell'ente partecipando al dibattito con domande e varie curiosità.